Carola Arena, sindaco uscente, questa mattina ha presentato assieme al segretario del PD la nuova lista che entra nella sua squadra. Si tratta dei Democratici per Mogliano, con il cuore nel Partito Democratico, come ci dice lei stessa. C'è piena soddisfazione perché stanno entrando in gioco persone nuove con forze nuove e credo che questo sia importante proprio per dare continuità a quanto fatto in questi 5 anni e che abbiamo intenzione di continuare a fare per i prossimi 5. Il PD si apre al territorio, una fase importante della storia di questo partito. Credo che sia un passo importante soprattutto nel momento in cui a livello locale si parla di problemi del territorio. Una lista che si pone l'obiettivo di riunire quanti si riconoscono nei valori democratici e nelle esperienze civiche di centro-sinistra. Vogliamo essere inclusivi e recuperare anche tutte quelle persone che negli anni hanno fatto politica nel centro-sinistra, magari che si riconoscevano come elettori ma che non hanno mai preso la tessera. Vogliamo realizzare qualcosa di nuovo, di aperto e più forte. Noi vogliamo lavorare nel segno della continuità, dicono. Secondo noi c'è bisogno di continuare su questa strada, c'è bisogno di andare a recuperare gli immobili dismessi. In particolare io penso che una cosa strategica sarà la realizzazione della biblioteca nel parco di Villa Longobardi.